Tra i nuovi prodotti nelle abitudini di spesa delle famiglie figurano nel paniere 2021 integratori alimentari, caschi per veicoli a due ruote, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, gel igienizzanti mani, monopattino elettrico sharing, servizio di posta elettronica certificata e dispositivo anti-abbandono. Sono alcuni tra i nuovi prodotti di consumo elencati dal rapporto Istat pubblicato in questi giorni. Tra i prodotti maggiormente utilizzati entrano nel paniere, dunque, tra gli altri, la macchina impastatrice, naturalmente per alimenti, la bottiglia termica e articoli domestici. Ogni anno l'Istat rivede l'elenco dei prodotti che compongono il paniere per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche di indagine ed i pesi con i quali diversi prodotti contribuiscono alla misura dell'inflazione. Le novità del 2021 e la pandemia in corso condizionano le scelte d'acquisto delle famiglie e soprattutto la spesa per i consumi dei prodotti maggiormente utilizzati. Nel paniere del 2021 figurano oltre 1700 prodotti che sono ben rappresentati nelle abitudini di spesa delle famiglie ed infatti l'aggiornamento dei beni e servizi tiene conto dell'evoluzione di norme e classificazioni, in alcuni casi arricchisce la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati negli anni precedenti.